Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Luca Zagolin, sono un tecnico dell'ARPA, un'agenzia regionale per l'ambiente del Veneto, e lavoro presso l'Osservatorio regionale Aria, che è una struttura di ARPA che si occupa in particolare dello studio della qualità dell'aria. E con voi oggi parleremo proprio di qualità dell'aria, di inquinamento atmosferico, in particolare concentrandoci sul nord Italia e sul Veneto. La prima brutta notizia che vi devo dare è che purtroppo noi nel nord Italia, quindi anche in Veneto, respiriamo un'aria che ha una qualità molto scarsa, soprattutto durante l'inverno, addirittura una tra le peggiori d'Europa. E difatti in questa presentazione andremo a capire insieme quali sono i motivi che portano a questa qualità dell'aria piuttosto scarsa. In generale, comunque, il problema della qualità dell'aria è un problema europeo. Pensate che è stato commissionato uno studio, un'indagine dalla Commissione europea che ha chiesto ai cittadini di tutta l'Unione Europea quali fossero i problemi ambientali che li preoccupavano di più. Pensate che più di un terzo delle persone ha risposto che il problema ambientale che li preoccupa di più è proprio quello legato all'inquinamento atmosferico, all'aria che tutti i giorni respirano. Il primo posto è addirittura occupato dai cambiamenti climatici, ma questo è un problema che è molto conosciuto. Entrambi questi problemi però si occupano e riguardano in particolare la matrice aria, l'atmosfera. Ecco il perché noi oggi andremo a parlare proprio di atmosfera. Quando si parla di qualità dell'aria ci sono una serie di inquinanti che vengono spesso menzionati. Io ve li divido per semplicità in tre grosse categorie, poi ci focalizzeremo su una di queste. La prima categoria importante è quella degli inquinanti gassosi. Sono inquinanti che quindi sono in forma gassosa, non sono in forma solida, e sono gli inquinanti che ci vengono più spontanei da pensare nell'aria, visto che l'aria è un gas. Tra di essi ricordiamo gli ossidi di azoto, l'ozono, che è abbastanza importante d'estate, e sono gas che tutti i giorni vengono monitorati, un po' come poi vedremo anche da ARPA. In realtà però, soprattutto durante l'inverno, diventa molto impattante anche dal punto di vista mediatico, se ne sente spesso parlare, di PM10, di particolato. Quando parliamo di particolato non parliamo di gas, ma parliamo di polveri, quindi di particelle. Particelle molto piccole, particelle che, come dice la parola PM10, sono di una dimensione inferiore a 10 micron. 10 micron in realtà è un qualcosa che ci viene difficile da capire, difficile da pensare. Quando noi parliamo di un metro, di un centimetro, possiamo misurarlo, possiamo vederlo con i nostri occhi, ed è quindi abbastanza facile da intuire quale sia la dimensione. Allora, per capire quanto siano 10 micron, noi dobbiamo pensare ad esempio ai nostri capelli che hanno un diametro medio, quindi una larghezza media di 60 micron circa. Ecco quindi che quando parliamo di PM10 noi parliamo di particelle che al massimo hanno un diametro molto inferiore di quello del nostro capello, quindi sono polveri invisibili, non sono le polveri che noi vediamo per terra o negli angoli di casa quando magari non puliamo bene, sono polveri molto sottili e sono polveri che possono penetrare nel profondo del nostro apparato respiratorio. Non vi ho ancora parlato della terza classe di questi inquinanti, perché in realtà è collegata strettamente alle polveri. Sono i microinquinanti che vengono assorbiti dalle polveri, perché le polveri hanno un grosso difetto, che sono come delle spugne che assorbono spesso gli inquinanti che sono presenti nell'aria, e quindi le portano con loro all'interno dei nostri polmoni. Tra queste sostanze, importantissimo, è il benzopirene, che è un nome difficile, è un idrocarburo policiclico aromatico, altro nome difficile. La cosa che dobbiamo ricordarci è che è un inquinante cancerogeno e che proviene da una delle attività che noi comunemente facciamo, il riscaldamento domestico, in particolare con le biomasse, con la legna. Allora adesso cerchiamo di capire perché la pianura padana sia a questo posto con una qualità dell'aria così scarsa. Beh, per due motivi fondamentali. Il primo, io dico sempre che la pianura padana è come una vasca da bagno, con delle pareti molto alte e un fondo bello piatto. Effettivamente la pianura padana è molto piatta, una delle zone più piatte d'Europa, ma è circondata a sua volta dalle montagne che sono a loro volta le più alte d'Europa. Pensiamo alle Alpi a nord, che hanno un'altezza media di 2000 metri, non poco, e dagli Appennini a sud, che comunque sono una catena montuosa continua e con pochi passi. È vero che a est c'è un piccolo sbocco che è il mare Adriatico, ma è un mare
che in qualche maniera è un mare per modo di dire, perché ha una profondità media di qualche decina di metri, per cui non è l'oceano che crea quelle forti convezioni, quei forti venti e che portano quindi a una ventosità molto importante. In effetti il nord Italia, la pianura padana, è una delle zone d'Italia, scusate, una delle zone d'Europa con meno vento in assoluto. La ventosità media della pianura padana è sicuramente tra le più basse d'Europa. Quindi una, diciamo, conformazione della pianura padana che non, diciamo, favorisce il ricambio d'aria, non favorisce il ricambio delle masse d'aria, che quindi tendono a stagnare. Qual è l'altra causa che assieme a questa crea la tempesta perfetta? Il fatto che noi nella pianura padana siamo veramente in tanti. Voi pensate che la pianura padana occupa il 15% della superficie di tutta l'Italia, ma in essa vi abitano il 30%, quindi circa un abitante su tre dell'Italia, un italiano su tre abita nella pianura padana, e non solo, è una zona molto sviluppata in cui si produce più della metà della ricchezza in un anno di tutta l'Italia. Ecco che quindi è una zona che è caratterizzata da una fortissima urbanizzazione e da una grande struttura, da moltissime infrastrutture produttive che quindi di certo non aiutano per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Se voi guardate la pianura padana di notte, voi vedrete da una foto del satellite che non esistono zone poco illuminate, c'è un'unica grande illuminazione, si chiama un'unica città diffusa che va praticamente da Venezia fino a Torino. Non esistono zone davvero rurali, cioè chilometri e chilometri, come succede nel nord Europa, di territorio non abitato, e questo ovviamente ha il suo impatto molto importante sulla qualità dell'aria. Abbiamo visto quindi che il problema della qualità dell'aria è un problema importante. Quando noi abbiamo un problema, quando noi abbiamo una malattia, la prima cosa che noi facciamo è cercare di capire quanto è importante è questa malattia, come facciamo? La misuriamo, cerchiamo di misurare la qualità dell'aria, ed è quello che in ARPA, in tutte le agenzie regionali per l'ambiente, si fa quotidianamente. Esiste una rete di monitoraggio che è fatta principalmente da delle centraline fisse, che sono equipaggiate con degli strumenti che sono in grado di misurare con delle cadenze molto brevi, ogni ora o ogni giorno, tutti gli inquinanti atmosferici. Prima vi ho parlato di PM10 e alle volte sembra che per misurare questo PM10 sembra che ci vogliano delle attrezzature veramente da NASA. In realtà no. È importante capire che i principi che si applicano per misurare questi inquinanti dell'aria sono principi che conoscete anche voi. In realtà il monitor del PM10, lo strumento che misura il PM10, altro non è che un aspirapolvere un pochettino più tecnologico. Che cosa succede? Aspira un flusso di aria ben determinato, non è casuale quello che aspira la quantità dell'aria in un giorno che circa respira un essere umano, quindi è importante perché simula un pochettino il comportamento di un essere umano. E l'aria che viene aspirata viene fatta passare attraverso un filtrino che ha un diametro di qualche centimetro. Su questo filtrino vengono a depositarsi le polveri, il PM10, e poi altro non si fa che misurando, andando a pesare il filtrino. Dice, ma come a pesare il filtrino? Sì, in realtà sì, perché se voi ci pensate, se voi pensate a prendere un filtrino non ancora esposto e lo andate a pesare, poi andate ad esporlo per 24 ore e alla fine avete il filtrino con la polvere sporca, se lo ripesate la differenza col filtro non esposto vi darà la quantità di polveri. Quindi abbiamo utilizzato un aspirapolvere e una bilancia sostanzialmente per andare a misurare il PM10, e questa è una cosa che ci dà delle informazioni molto importanti. Se voi vedete i filtri della qualità dell'aria in 3 giornate molto differenti e li confrontate con un filtro non esposto bianco, vedrete che il filtro non esposto è perfettamente bianco, è fatto di fibra di vetro che è perfettamente bianchissima, e a seconda delle giornate voi vedrete che avrete dei colori del filtro che si avvicinano sempre di più a un colore grigio scuro, addirittura quasi nero. Quando è che i filtri di polveri sono più ricchi di polveri? Quando è tanto tempo che non piove, quindi quando è tanto tempo che l'atmosfera non si pulisce,
e quando esistono quindi tanti giorni in cui il PM10 supera i valori limite di legge. In una giornata molto inquinata, avendo un valore limite di 50 microgrammi per metro cubo, tenete presente il numero 50, noi possiamo arrivare ad avere concentrazioni di 150-200 microgrammi per metro cubo, quindi 3-4 volte il limite di legge. Allora, nel Veneto ci sono circa una quarantina di centraline fisse che sono equipaggiate per misurare non solo il PM10 ma anche gli altri inquinanti di cui ho parlato prima, e poi ci sono anche dei mezzi mobili. Siccome non è possibile avere centraline fisse dappertutto, e le centraline fisse sono rappresentative di un'ampia zona del territorio, però ci sono delle zone che, perché magari sono zone più montuose, un pochettino meno abitate, non è sempre facile raggiungere, allora ARPA, come tutte le altre agenzie, si è dotata di questi mezzi mobili che non sono altro che delle centraline su ruote, ok? Che quindi si possono spostare, possono rimanere in un certo punto per 30-60 giorni, di solito si fanno 30 giorni d'estate, 30 giorni d'inverno, in modo che si abbia un'idea della qualità dell'aria di quel territorio, di quel posto che magari è un po' distante dalle centraline. A questo punto abbiamo capito che ci sono degli inquinanti che sono un pochettino critici, soprattutto il PM10, le polveri. Dobbiamo andare a capire da dove arrivano queste polveri, perché è vero che noi le troviamo in aria, ma dobbiamo capire quali sono i settori che più vanno a influire su questo inquinamento. Noi ovviamente emettiamo in aria, con le nostre attività soprattutto, delle emissioni che sono emissioni inquinanti e che poi si disperdono dall'atmosfera. Andando a capire da dove vengono queste emissioni, quali sono i settori che contribuiscono di più all'inquinamento, noi possiamo anche avere un'idea di dove intervenire per ridurre questo inquinamento. Allora noi quando pensiamo a delle polveri pensiamo sicuramente al traffico, alle industrie, e in realtà effettivamente questi sono, come vedremo tra poco, dei settori importanti emissivi. In realtà però, per completezza, è importante dire che alcune emissioni, sicuramente minoritarie, sono anche emissioni di tipo naturale. Quando noi abbiamo dei grossi incendi, per esempio, abbiamo effettivamente quello che succede nel nostro caminetto, si brucia tanta legna, e questo è uno di quegli eventi che può produrre anche quantità molto importanti di polveri. Quando ci sono delle eruzioni vulcaniche, noi qui vicino non abbiamo vulcani, ma se ricordate il vulcano dell'Islanda di qualche anno fa, ha prodotto polveri che sono arrivate fino a casa nostra. Per cui esistono anche delle sorgenti naturali di polveri. Quello che è importante capire è che sono assolutamente una quota minoritaria delle polveri che respiriamo. La maggior parte delle polveri vengono emesse purtroppo dalle attività umane. In realtà, se chiedessi a voi quali sono le sorgenti emissive principali, probabilmente quasi tutti mi rispondereste il traffico, l'industria. In realtà ci sono delle sorgenti che spesso noi sottovalutiamo e adesso le vediamo. Se noi andiamo a vedere qual è la distribuzione, emissiva, cioè da dove arrivano le polveri che noi tutti i giorni respiriamo, vediamo che solo il 9% arriva dall'industria. Quasi il 20%, anzi il 20% circa, arriva da un settore che noi reputiamo di solito un po' sconosciuto per questo, che è l'agricoltura e l'allevamento, il 24% arriva dal traffico e circa un terzo, quindi il 32%, arriva dal riscaldamento domestico. Ora quindi è importante capire che se l'industria e il traffico sicuramente sono dei settori emissivi importanti, bisogna anche capire però che esistono delle attività, ripeto, l'agricoltura e l'allevamento, che con la emissione di ammoniaca producono in atmosfera del particolato, quindi sono comunque delle attività importanti, molto presenti in pianura padana, ma anche con il nostro riscaldamento domestico possiamo andare a influire negativamente sulle polveri. Esiste riscaldamento domestico e riscaldamento domestico. Esistono dei tipi di combustioni per il riscaldamento domestico, come il metano, che è un gas, è molto leggero e che per sua natura producono poche polveri. Abbiamo parlato prima, vi ricordate, di benzopirene nelle polveri legate alla combustione della legna. Ecco, in pianura padana, nella parte proprio pianeggiante dove c'è molta stagnazione, andare a bruciare legna, che pure è
un combustibile che in qualche maniera, se gestito correttamente, è rinnovabile, non è probabilmente la soluzione migliore. Mentre in montagna, dove c'è un'ampia dispersione anche durante l'inverno dell'atmosfera, perché in montagna c'è molto più ventosità, non siamo sul fondo della vasca da bagno, bruciare la legna è una cosa che è sostenibile perché è a chilometri zero e quindi può dare dei benefici, perché comunque le polveri emesse vengono disperse facilmente. In pianura utilizzare le biomasse potrebbe non essere una idea così buona. Ecco, questa è un'altra cosa importante da dire prima di concludere. Nell'ambiente non esiste il buono e il cattivo, esistono delle tecnologie che devono essere utilizzate con la testa, devono essere utilizzate in maniera pensata, per cui dire che il riscaldamento con la legna è assolutamente negativo, assolutamente positivo, è sbagliato in entrambi i casi. Quindi quello che è importante da capire è che con le azioni che noi facciamo tutti i giorni possiamo contribuire attivamente a ridurre l'inquinamento atmosferico. Pensiamo a come ci muoviamo, soprattutto nei brevi spostamenti, siamo abituati a utilizzare la macchina magari da soli e anche per spostamenti di 1 chilometro, di mezzo chilometro. Alle volte già pensare a muoversi in maniera diversa, a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, o a riscaldare in maniera comunque economica, cercando di non tenere la temperatura delle case a 24 gradi, per esempio, quindi riscaldando quando ce n'è veramente bisogno, può fare veramente la differenza per andare a ridurre una situazione di inquinamento che è diventata ed è attualmente molto grave nella pianura padana. Ecco, questa è una cosa importante, ricordatevi sempre di pensare con la vostra testa, ricordatevi sempre che siete voi attori principali anche dell'inquinamento atmosferico e anche dei benefici, delle riduzioni che le vostre azioni possono dare. Grazie.